Buongiorno da Sicilia 24, ecco i titoli del nostro telegiornale. Associazione mafiosa, droga, armi, estorsione e la devozione. Blitz dei carabinieri di Catania nei confronti di soggetti legati al clan Santa Paola Ercolano, 38 gli arresti. Intimidazioni a colpi di mitraglia nei confronti di imprenditori e negozianti che non volevano adeguarsi alle imposizioni del clan nell'Agrigentino e 13 le persone fermate anche nel Nisseno. Palermo, imprenditore seguito, intercettato, minacciato e sequestrato per convincerlo a pagare il pizzo, 4 gli arresti. La sede del 118 a Gela tra topi e immondizia. Da mesi il personale lavora in condizioni disumane nei locali fatiscenti dell'ospedale Vittorio Emanuele. La soluzione potrebbe arrivare da un bene confiscato alla mafia. La vera Palermo è qui, sit-in di solidarietà questa mattina davanti alla cioccolateria che era stata assaltata con i dipendenti colpiti dalla furia di chi voleva dare una lezione al titolare. Sanità, emergono dettagli dalla bozza sulla nuova rete ospedaliera in Sicilia. La riorganizzazione degli ospedali sarà il primo vero banco di prova dell'assessore Faraoni. Catania, spiagge della playa off limits per i disabili, passerelle disastrate, ostacoli di ogni tipo per raggiungere il mare. Non mancano le sorprese anche per i servizi igienici. Calciomercato, dopo l'arrivo di Augello, il Palermo è pronto a piazzare altri 2 colpi in Serie C. Casasola e Pieraccini a un passo dal Catania, che lavora anche per il sostituto di Inglese. Bentrovati, apriamo subito con una vasta operazione dei carabinieri contro il clan Santa Paola Ercolano. Sono 36 le persone arrestate, i boss gestivano dal carcere i traffici attraverso videochiamate. Tra le vanterie intercettate anche lo stendardo su una candelora di Sant'Agata. Orazio Longo. Una cosa che quando cammina s'annaca e che nessuno l'ha fatto prima. A parlare Giovanni Nizza, tra gli arrestati nell'operazione Naumachia condotta dai carabinieri su disposizione della Procura di Catania. Quella cosa che s'annaca, come dice nell'intercettazione, è uno stendardo visibile in una candelora della festa di Sant'Agata del 2022 dove si legge il soprannome Banana, un vanto di cui andare orgogliosi. La festa di Sant'Agata, proprio per l'importanza che ha nel territorio di Catania, è stata anche un momento nel quale le organizzazioni hanno cercato di mostrarsi per raggiungere il popolo e mostrare la propria potenza. Sono 36 gli arrestati appartenenti al clan Santa Paola Ercolano per i reati di associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vero e proprio core business delle attività illecite, tale da garantire stipendi anche di 2.000 euro al mese agli affiliati, estorsione e detenzione di armi, un vero e proprio arsenale. Autentici arsenali composti da armi comuni, armi da guerra e persino degli ordigni che erano stati costruiti utilizzando delle flashbang. Il gruppo era attivo nei quartieri di San Giovanni Galermo, Librino e San Cristoforo. Tra gli arrestati anche una donna, la moglie di Giovanni Nizza, Maria Rosaria Nicolosi, che avrebbe avuto il ruolo di collegamento tra il marito e il clan quando quest'ultimo si trovava in carcere e gestiva gli affari tramite videochiamate, veri e propri summit sfruttando la normativa Covid delle videochiamate autorizzate dal carcere e controllate solo all'inizio e alla fine per garantire la riservatezza del colloquio. Abbiamo avuto la possibilità di recuperare telefoni e talora anche di comprendere chi li faceva entrare all'interno, spesso i familiari, talvolta qualche funzionario infedele. E c'è stato un blitz antimafia all'alba oggi anche tra Agrigento, Porto Empedocle, Villa Seta e altri centri. I carabinieri hanno eseguito 14 fermi. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Palermo contesta traffico di droga, estorsioni e attentati coinvolti nomi legati ai clan, tra cui il cognato del boss ergastolano Gerlandino Messina. Ma ci dice tutto Davide Sardo.
È scattato all'alba un nuovo colpo alla criminalità organizzata. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento, con il supporto del ROS, hanno eseguito 14 fermi tra Agrigento, Porto Empedocle, Villa Seta, Favara, Canicattì e perfino a San Cataldo nel Nisseno. Un'operazione lampo che segna il terzo blitz antimafia dopo quelli dei mesi scorsi. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, punta il faro su un presunto sodalizio criminale dedito a estorsioni, traffico e spaccio di droga, attentati e intimidazioni, anche a colpi d'arma da fuoco. Sotto tiro, nei mesi scorsi, un panificio e un negozio di frutta tra Agrigento e Porto Empedocle. Secondo gli inquirenti, al vertice del gruppo ci sarebbero gli empedoclini James Burgio e Salvatore Prestia, quest'ultimo cognato del boss ergastolano Gerrandino Messina, e i villasetani Pietro Capraro e Gaetano Licata. A tutti viene contestata l'aggravante di essere capi e promotori dell'associazione. Alcuni destinatari dei provvedimenti erano già detenuti. Perquisizioni sono tuttora in corso in diverse province. Venite, c'è della droga in pieno centro storico a Catania. Grazie a una segnalazione anonima la polizia scopre in una casa abbandonata 7 kg di cocaina, un episodio che conferma quanto sia importante la collaborazione dei cittadini. Adelaide Barbagallo. Nel cuore della notte una chiamata allerta la polizia di Catania. Venite, c'è un deposito di droga in una casa abbandonata. Dall'altra parte del telefono una voce anonima indica un edificio di via Vittorio Emanuele, pieno centro storico della città dell'Elefante. L'insolita segnalazione non cade nel vuoto, attiva immediato l'intervento dei poliziotti e la squadra volanti della questura che, per verificare la fondatezza dell'informazione ricevuta, compiono un sopralluogo. Secondo quanto riferito ai poliziotti della sala operativa, 2 uomini, entrambi incappucciati, avevano da poco abbandonato qualcosa all'interno della casa, sospettando che potesse trattarsi di sostanza stupefacente. Ed ecco cosa hanno trovato i poliziotti con molta fatica. Gli accertamenti compiuti sul posto dagli agenti all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico si sono rivelati infatti particolarmente complessi per la presenza di ogni tipo di spazzatura e detriti nella casa fatiscente. Tra l'immondizia, i poliziotti hanno notato in un angolo un grande zaino con 7 grossi panetti di cocaina per un totale di oltre 7 kg. La droga è stata recuperata e sequestrata a carico di ignoti per essere poi sottoposta a tutte le necessarie analisi di laboratorio effettuate alla polizia scientifica prima della distruzione disposta dall'autorità giudiziaria. Ancora una volta la collaborazione dei cittadini si è rivelata fondamentale. Seguito, intercettato, minacciato e poi sequestrato per convincerlo a pagare il pizzo. In 4 hanno tenuto sotto scacco per lungo tempo un imprenditore palermitano e adesso sono stati arrestati. Manlio Viola. Pestaggi, minacce, sequestro di persona, quasi vere e proprie torture per convincere un imprenditore a sganciare i soldi. Una nuova frontiera estremamente violenta delle estorsioni è stata scoperta dalla squadra mobile di Palermo, che ha eseguito un'ordinanza del giudice delle indagini preliminari nei confronti di 4 palermitani. 2 adesso si trovano in carcere, mentre gli altri 2 sono agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Sono tutti indagati a vario titolo in concorso fra loro di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravata, atti persecutori ai danni di un solo imprenditore palermitano. Per ottenere soldi dalla vittima che avevano scelto e vedendo che le semplici richieste accompagnate dalle minacce velate non funzionavano, sono passati a minacce più pesanti. Dopo averlo sequestrato lo hanno portato in un casolare di campagna e lì minacciavano di buttarlo in un pozzo e lasciarlo morire all'interno della botola. La polizia ha ricostruito tutte le fasi della vicenda partendo dalle prime minacce. Sono stati documentati i reati commessi dagli indagati nei confronti dell'imprenditore, i cui movimenti venivano anche monitorati dagli stessi con l'installazione di un localizzatore nel suo ciclomotore, in modo da seguirlo anche a distanza e impedirgli di fuggire e sottrarsi ai pestaggi. Adesso andiamo ad Agrigento, dove i titolari e dipendenti delle cooperative sociali che accolgono minori stranieri non accompagnati hanno inscenato una protesta simbolica. Si sono incatenati per chiedere sostegno economico. Davide Sardo. Si sono simbolicamente incatenati dinanzi alla prefettura di Agrigento in segno di esasperazione i titolari e i dipendenti delle cooperative sociali che si occupano dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il Ministero ha mandato i fondi alla prefettura per il primo trimestre del 2025 solo il 35%.
Quindi noi come dobbiamo fare a sostenere queste spese avendo delle strutture dove dobbiamo mantenere tanti minori, tanti dipendenti? Le cooperative operano in tutta la provincia e da mesi denunciano gravi ritardi nei pagamenti. Alcune strutture non ricevono fondi da oltre un anno. Qui noi rischiamo tantissime famiglie di perdere il lavoro, i ragazzi rischiano di essere trasferiti, i neomaggiorenni di ritrovarsi in mezzo ad una strada pur avendo un decreto che gli consente di essere ospite di una comunità fino ai 21 anni. Chiedono un intervento immediato da parte dello Stato per salvare il sistema dell'accoglienza e assicurare un futuro dignitoso ai minori ospitati. Andiamo a Gela adesso. Da mesi il personale del 118 lavora in condizioni davvero ai limiti dell'umano in locali fatiscenti dell'ospedale Vittorio Emanuele, ma sembrerebbe esserci una soluzione. Ci dice tutto Gerry Italia. Da fuori sembra solo un cantiere abbandonato, in realtà è l'accesso alla cosiddetta postazione Charlie del 118 di Gela. Un corridoio in discesa conduce a 2 stanze seminterrate, soffocate da polvere, detriti e finestre a filo del marciapiede. È da qui che parte una delle 2 ambulanze della città. Le condizioni sono disumane, caldo torrido, assenza di aria condizionata, perdite fognarie e liquami che risalgono dagli scarichi durante la notte. Ogni turno inoltre una lotta contro insetti, topi e blatte che entrano dai tombini. Ma le blatte uscivano da qua? Sì, da qua, no, anche da qui. Noi praticamente da qui, tutte da qua. E di giorno caccio passeggio dei topi praticamente. È questa da mesi la realtà quotidiana per medici e soccorritori, una sistemazione provvisoria, si diceva, che ormai dura da tempo. Nel frattempo il personale cerca di garantire soccorsi rapidi e salvare vite, lavorando in spazi che negano ogni dignità. Uno spiraglio si apre però nel quartiere Fondoiozza, dove un edificio confiscato alla mafia potrebbe diventare la nuova sede del 118. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha dichiarato di essere pronto a accelerare l'iter burocratico pur di garantire in tempi brevi una sistemazione dignitosa al personale del 118 e un servizio più efficiente ai cittadini. Se il 118 è pronto per andare lì e per attivare la postazione, per me, ripeto, anche se l'atto avverrà in un secondo momento, mi assumerò la responsabilità di firmare un foglio per dare immediatamente l'ok ad occupare, diciamo, quei locali. Intanto resta l'amarezza per una vicenda che ha visto un presidio sanitario fondamentale operare per mesi in condizioni al limite del rispetto umano e sanitario, una ferita che oggi prova a rimarginarsi anche grazie al riutilizzo virtuoso di un bene sottratto all'illegalità. Siamo con voi, la vera Palermo è qui, questo lo slogan nel sit-in di solidarietà di questa mattina davanti alla cioccolateria di Palermo che domenica scorsa è stata assaltata e con dipendenti peraltro colpiti proprio dalla furia di chi voleva dare una lezione al titolare. Marco Gullà. Lorenzo, il titolare della cioccolateria che qualche giorno fa è stata assaltata e presa di mira da alcuni balordi, è ancora scosso, arrabbiato, ma è tornato a lavorare. Travolto dall'affetto di cittadini e amici, vuole lasciarsi alle spalle il grave episodio che ancora una volta ha acceso l'allarme sicurezza a Palermo. Ma questa escalation di violenza è figlia di un periodo di generazioni a cui non gli è stata fornita una vera alternativa. Ancora i quartieri molti quartieri di Palermo che non sono tanto centro storico, ma in tutti i quartieri sono ancora un vivaio fertile per le discendenze dei malavitosi, dei mafiosi che ancora trovano terreno. Questa mattina una manifestazione d'affetto nei confronti dei titolari del locale. Il messaggio è più sicurezza e legalità per Palermo. Quel senso di frustrazione sicuramente in questo momento è attenuato e la paura un po' meno, perché comunque insomma quella resta. Ormai Palermo è una città in mano ai barbari, ne succedono in continuazione. Sì, non nascondo che un po' di paura ce l'ho. Ormai non abbiamo controllo da parte di nessuno, non c'è una macchina della polizia, la notte non si può camminare, ma com'è possibile? È peggiorata notevolmente, voglio dire, era quasi impossibile, però mi dispiace ma questa amministrazione ci è riuscita. Controllo zero. E il sindaco Roberto Lagalla, che ieri ha incontrato i titolari della cioccolateria, dice: è tutto sulle mie spalle, non auspico l'esercito di per sé, ma un maggiore controllo del territorio. Nei prossimi giorni in prefettura ci sarà un incontro tra il prefetto Mariani e le associazioni di categoria che nei giorni scorsi hanno lanciato appelli sul fronte sicurezza.
Approda oggi in giunta la finanziaria bis della regione siciliana, riveduta e corretta dopo l'esplosione dell'inchiesta per corruzione fra Ars e regione. Intanto continua il racconto a puntate delle intercettazioni della Procura di Palermo. Manlio Viola. Da una parte la lettera ai probi viri di Fratelli d'Italia inviate da Gaetano Galvagno, presidente dell'Ars, e da Elvira Mata, assessore regionale al turismo, dall'altra parte la finanziaria bis modificata per non prestare il fianco ad altri contributi passibili di indagine, che oggi sbarca in giunta dopo l'accordo in un vertice di maggioranza. Nel mezzo invece una doppia inchiesta che continua a snocciolare dettagli sulla stampa. La mossa palesemente concordata di ieri sera dei due esponenti del partito di Giorgia Meloni in Sicilia, indagati in due filoni paralleli dell'inchiesta per la corruzione fra Parlamento e Regione siciliana, evita che sia il partito ad aprire un'indagine su di loro, una scelta che il commissario Sbardella definisce trasparente. Ma se l'attenzione degli esponenti di partito è incentrata nell'arginare le conseguenze politiche, parallelamente continua la fuga sistematica di notizie, ed oggi compare il nome anche dell'ex assessore al turismo Manlio Messina. Messina non è indagato, a tirarlo in ballo è l'ex portavoce del presidente dell'Ars Galvagno, Sabrina De Capitani, che nelle intercettazioni rivendica di averlo inventato lei e averlo portato al successo. In questo clima oggi sbarca in giunta la finanziaria riveduta e corretta, una manovra da 200 milioni di euro che Schifani ha voluto rivedere, ma che ha presentato agli alleati ieri in un vertice di maggioranza prima di portarla in giunta, blindando così gli accordi. Accordi già presi anche con il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno nelle sue funzioni. Con Galvagno infatti Schifani è in stretto e continuo contatto e ha concordato un percorso che dovrebbe permettere alla legge di variazione di bilancio di essere approvata dal Parlamento prima dell'interruzione estiva. Adesso c'è una pausa e rientreremo per svelarvi alcuni dettagli della bozza che riguarda la nuova rete ospedaliera in Sicilia. Tra poco. Siamo tornati in studio e ci occupiamo adesso dei primi dettagli che emergono dalla bozza che riguarda la nuova rete ospedaliera in Sicilia. Non è ovviamente ancora definitiva, ma ci sono già alcuni dettagli molto interessanti. Ci riassume tutto Adelaide Barbagallo. Meno bambini, più anziani, i tempi cambiano, la popolazione invecchia e di questo terrà conto la rete ospedaliera in Sicilia, che prevede 18.000 posti letto, 367 in meno rispetto a quella del 2019. È una bozza, ma già si comprende in parte l'indirizzo. Nelle province di Palermo, Caltanissetta, Enna e Siracusa vengono rafforzati i reparti di geriatria, lungodegenti e riabilitazione, con un generale aumento dei posti letto che però vengono diminuiti in altri settori. In certi ospedali spariscono proprio alcuni reparti. In provincia di Catania, ad esempio, a Bronte scompaiono ostetricia, ortopedia e pediatria, mentre l'ospedale di Giarre avrà 6 posti in più per malati acuti, ma viene di fatto cancellata ortopedia. Da 8 posti si passa ad 1 solo. A Pantelleria cancellata ostetricia. In provincia di Messina spiccano gli 8 posti per la cardiochirurgia pediatrica e i 2 di terapia intensiva neonatale a Taormina. Un passo avanti concreto per salvare il reparto in convenzione con il Centro Bambino Gesù di Roma. Situazione stabile a Catania, al Garibaldi e al Policlinico, con delle novità non da poco. All'azienda Garibaldi resta immutato il totale dei posti letto, ma 28 passano dalla struttura edinesima a quella del centro. Stessa dinamica nell'azienda universitaria, 84 posti letto passerebbero dall'ospedale San Marco al Policlinico. La bozza non è definitiva, dall'assessorato ribadiscono che la versione finale sarà portata in Commissione Salute entro luglio, ma già fioccano critiche e lamentele. La riorganizzazione della rete ospedaliera sarà il vero banco di prova per la nuova assessora alla salute della regione siciliana, Daniela Faraoni. Adesso cambiamo decisamente argomento. Spiagge della Playa a Catania, off limits per i disabili, passerelle disastrate, ostacoli di ogni tipo per raggiungere il mare. Ma sentiamo Tonino De Mana. Spiagge libere, ma non per tutti. È un vero calvario l'accesso al mare, alla Playa di Catania, per i soggetti portatori di handicap, alle prese con barriere ed ostacoli di ogni tipo. Spiaggia libera numero 3 Stromboli, è qui che l'avvocato Francesco Sanfilippo si avventura per potersi godere qualche ora di relax. Bastano i primi metri per capire che non sarà certo una passeggiata, anzi, percorrere la tortuosa pedana in legno diventerà un'incredibile fatica per lui
e per chi prova ad aiutarlo. Abbiamo noi regalato al comune, o meglio concesso in comodato d'uso gratuito per l'intera stagione balneare, 3 sedie per disabili. Sedie che attualmente, seppur fisicamente all'interno degli stabilimenti balneari, diventano di fatto inutili e inutilizzabili perché il disabile non può accedere. Dopo aver percorso una ventina di metri sotto il sole a picco è d'obbligo un passaggio al bar per una semplice bottiglietta d'acqua. Altre difficoltà. Non potendo accedere al bar ho preso l'acqua dalla porta di servizio del bar. Capitolo servizi igienici, manca persino il maniglione della porta. Deluso ed amareggiato, il nostro Francesco lascia la spiaggia, dove l'unico bagno è stato quello di sudore. Il comune è totalmente e certamente inadempiente perché ha un obbligo di vigilanza e controllo e anche di comminare sanzioni nell'ipotesi di gravi violazioni da parte del concessionario. Soprattutto i disabili hanno diritto al mare, quindi le alternative sono 2, così come ho scritto a chiare lettere all'assessore Guzzardi: o si sistema, si rende a norma la passerella, oppure io farò in modo di attivare tutte le autorità, in primis la Capitaneria di Porto, per chiedere la chiusura dello stabilimento balneare. E non se la passano meglio i normodotati alle prese con una passerella disastrata. Smetto quando voglio, ma non è così. Anche per la dipendenza dall'alcol il percorso di rinascita è una strada difficile in salita. Nel focus di oggi, condotto da Lorena Dolci, la testimonianza di Marco che ci racconterà il suo percorso con Alcolisti Anonimi. In collegamento anche la fiduciaria nazionale Daniela De Maria e la dottoressa del SERT di Caltagirone, Beatrice Petrosino. L'appuntamento dopo questo telegiornale alle 14.30 in streaming sul sito siciliaweb.it. Potrete inviare le vostre domande con un messaggio di testo alla linea WhatsApp 342 74 55 005. Ci fermiamo, poi il calciomercato. Siamo al calciomercato, dopo l'arrivo di Augello il Palermo sta per piazzare altri 2 colpi, in uscita Insigne è a un passo dall'Avellino, in Serie C Casasola e Pieraccini invece sono a un passo dal Catania che lavora per il sostituto di Inglese, Tonino De Mana. Rotti gli indugi con l'arrivo di Augello svincolatosi dal Cagliari, il Palermo sta per chiudere altri 2 movimenti in entrata. È questione di ore il ritorno del Jolly Elia e l'ingaggio del mediano Palumbo, quest'ultimo proveniente dal Modena. Poi l'attenzione del DS Osti si sposterà sul difensore centrale con il genuano Bani in pole position. In uscita Insigne sembra destinato all'Avellino che ha proposto un biennale. In Serie C si muove anche il Catania che sembra aver soffiato Casasola alla Salernitana dell'ex Faggiano. Chi arriverà di sicuro è Pieraccini, giovane di belle speranze del Cesena. Formula del prestito con diritto di riscatto, anche se il Cesena vorrebbe la possibilità di esercitare il controriscatto. Dal club romagnolo potrebbe arrivare anche l'esterno Donnarumma e si lavora anche sull'attacco, dove bisognerà trovare il degno sostituto di Inglese. Corazza dell'Ascoli e Tonin del Pescara sarebbero nella lista dei preferiti del DS Pastore. È scatenato invece il Trapani che ha sistemato la difesa con l'ingaggio di Negro del Cittadella e dell'ex capitano del Foggia Salines. Ceduti Zuppel, Cristini e Zappella al Guidonia, Guerriero al Treviso e il baby Shortino alla Pistoiese. In stand-by invece il mercato del Siracusa che attende l'ufficializzazione di Laneri per avviare la campagna di rafforzamento. Sarà una mezza rivoluzione, ma per i primi nomi sarà necessario aspettare ancora qualche giorno. E con questo il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito. Sicilia 24 tornerà alle 19, vi lascio adesso al nostro Focus condotto da Lorena Dolci. A tutti un buon pomeriggio.